Sant'Ambroeus e l'Immaculada s'andré preparas al Natal e in sta di con dei appuntamenti, momenti importanti al di là dell'aspetto turistico del cosiddetto ponte, ma il giorno di Sant'Ambrogio, ieri 7 dicembre, e dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 8, hanno avuto momenti importanti ovviamente a Milano, Santo Patrono, il discorso dell'Arcivescovo, cosiddetto discorso di Sant'Ambrogio l'altro ieri sera, la prima della Scala eccetera, ma chi semin della chiesa di Sant'Ambrogio a Cassinamata, ieri messa solenne, come d'uso, con la presenza delle autorità civili e militari locali, con la messa solenne presieduta dal parroco, con la cantoria accompagnata dal magnifico organo che c'è in questa chiesa, che per chi lo conosce ne apprezza la sonorità, la bellezza del suono, della musica, e che sta appunto questo rito, questa cerimonia così della offerta del cero dell'amministrazione comunale a Sant'Ambrogio, raffigurato in questa statua appunto nella chiesa. E poi invece al dopo mezzodì in della chiesa del Calderara, ecco qua, c'è stato appunto un altro momento importante, perché in questa chiesa dove fra le offerte c'erano anche queste gomitoli, queste pezze di lana o di altro materiale lavorato ai ferri o con altre modalità da delle persone sia italiane che di origine non italiana, sono state portate come offerta, perché ecco qua che la Madonna la aveva un mantel fa, ma che bello, tutta Laura Amaia, da queste persone, a queste donne in particolare. Perché a Calderara, ecco che sono state inaugurate anche due icone, una raffigurante la Madonna e l'altra raffigurante San Giovanni Battista, tutta questa bellezza, queste cose belle, perché erano proprio i 50 anni della parrocchia di Calderara dedicata alla Beata Vergine Immacolata, quindi la parrocchia dedicata all'Immacolata che ha compiuto i 50 anni ed è venuto all'Arcivescovo di Milano, quindi importante momento con diversi sacerdoti concelebranti, tanta gente, anche qui autorità locali, e il momento di festa. Ecco, questi sono i momenti della celebrazione eucaristica di ieri sera, che ha introdotto la festa di oggi per tutta la comunità. Intanto vanno innanzi altre manifestazioni, altre iniziative, e ci permettiamo di ricordare quello che ho già avvisato, la mostra di presepi e diorami presso il centro parrocchiale di Dugnano. L'abbiamo già presentato qualche giorno fa, è interessante, è carino. Qui abbiamo il manifesto che lo introduce con gli orari, sistemato rispetto a quello dell'altro giorno, si legge anche meglio, e quindi chi è interessato può prendere nota. Ciao ciao!